Duilio Ines, noi rischiamo di trovarci di fronte a una situazione dicotomica, separatistica, una biforcazione della vostra relazione coniugale. Io non trovo altre parole per descriverla. Maria, terribile, terribile. Sì. Scusa dottore, Sì. non è che lei ripeterebbe quello che ha appena detto, non so, tipo facendo finta che è davanti a uno che non capisce niente? Faccia finta, dottore, di immaginarsi con la sua fantasia e di avere davanti un uomo in seminio col barretto gilet bezzo che non capisce l'italiano. Certo. Faccia finta se ci riesce. Sì, ci farò uno sforzo. Sforzo No, grave. più che altro perché siccome io la pago per avere dei risultati, capisci? Se io già non capisco niente di quello che dice, è difficile fare una terapia in queste condizioni. Cioè, noi parliamo, ma non abbiamo ancora capito niente di come affrontare i problemi. Io vorrei che lei mi dice, signor Duilio, Io vorrei che lei mi dicesse. scusi, sono io che la pago, quindi è lei che deve dirmi. Io vorrei che lei mi dice, signor Duilio, i problemi sono questi, le soluzioni sono queste. 2 punti. A, B, C. Bravo, signor Duilio, lei ha fatto bene a dirmelo, ma dopo tutto il rapporto con il suo terapeuta è la base della relazione, giustissimo, la sincerità, è corretto dire queste cose. Esatto. Ma guardi che la risposta alla sua domanda la dà un grandissimo poeta britannico, Frank Perseghetti, che voi sicuramente conoscerete. Sì. Perseghetti. Frank Perseghetti, straordinario. Del britannico. Poeta britannico, sì. Il poeta. Beh, sì, credo uno dei migliori 3. Sì, possiamo dirlo. Non abbiamo letto tutto, però Gran parte. Grandissime cose, certo. Poesie. Comunque, Frank Perseghetti nel suo saggio Cagnetti ci regala un'immagine straordinaria che vado a leggervi. Allora, e vidi quella donna al parco con il suo cane vivere la gioia vera del rapporto con un essere vivente. La stessa gioia si vedeva riflessa nel volto del cane. Nel gioco lei lanciava lontano le palline che lui riportava lei con impegno, divertito, senza abbaiare, instancabile, pieno di gioia. Frank Perseghetti, straordinario. Allora, dottor, senza che mi aggiunga altro, credo di aver capito cosa vuoi dire Frank Gocce d'Oro. No, Perseghetti. E si intendeva che la vera gioia tra una coppia nasce quando c'è il gioco. Sì, giusto, certo. Ottima interpretazione. Ma secondo me non è a chiave corretta, perché io credo che la interpretazione di quello che diceva Frank Amoy sia invece molto diversa, perché Cagnetti dice un'altra cosa, ci dice che donna, fai giocare un uomo coi baette e vedrai che lui ti starà obbediente e in silenzio e attaccato tutta la vita. Anche questa è una bellissima interpretazione. Guarda come chi ti omani alla fine. Nel tuo caso, Duilio, preferirei non tanto il cane ma il gatto, sai? Vorrei che fossi un gatto. Al manco per avere soddisfazione di vederti morire 7 volte.